Ciao, io sono Mango e sono il presentatore di questa intervista tripla. Salutate! Buongiorno! Ciao! Ciao! Nome, Salvatore! Giada. Giannico. cognome, Sardo! Castelli, come quelli che si fanno sulla sabbia al mare. Costantiello. soprannome, Crazy Bad, anche se tutti mi chiamano il matto. Capelli verdi e bandana rossa. Il look preferito di ogni uomo. La poliziotta del quartiere. Mi chiamano Foxy, ma a volte Crazy mi chiama stupido. quanti anni hai? 18 anni da poco. 17. Ho 15 anni. Il tuo cibo preferito? La pizza, ovvio. Chi non adora la pizza? La lasagna, quanto è buona. È il mio cibo preferito. Può sembrare strano, ma mi piace molto il sushi. Chi è il più simpatico? Ovviamente io. Crazy. Ma passate alla prossima domanda. Ovviamente sono io. Ovviamente io. Chi si lava di più? Chi si lava di più? Io. Ok, non io. Ovviamente io mi lavo di più. Che vuol dire lavarsi? Quanto sei alto o alta? Non lo so, aspetta che chiedo a mia madre. Non c'è tempo? Non lo so. 1,62 m. Sono alto 1 metro e 20 centimetri. No, 20 metri, 20 metri. Sei fidanzato o fidanzata? Ovviamente io con la poliziotta del quartiere vi racconto com'è andata l'ultima Oh, volta. ti sei fidanzato? Non sono fidanzato. No, non lo sono. No. Sì, sono fidanzato con la persona. Non sono fidanzato. Che lavoro fai? Che domande! Il Peratuber! Era youtuber? Lo youtuber? Sono un fallito. Da grande vorrei fare la poliziotta. Ma in realtà non lo sanno che non sono una vera poliziotta. Ehi! Scusate. Per professione, io sono il titolare della banca popolare di casa mia. Chi lava di più i piatti? La poliziotta del quartiere, poverina. Ovviamente sempre io. La poliziotta del quartiere. Gusto di gelato preferito? Gusto di gelato preferito? Gelato al cioccolato, dolce, un po' salato, ma il gelato al non faceva così. Comunque il gelato al cioccolato, se non si fosse capito. Il mio gusto di gelato preferito è il pistacchio. Il mio gusto di gelato preferito è il limone, sì. Il tuo animale preferito? Che domande, ovviamente Foxy! Ragazzi, su, è ovvio che è il mio animaletto preferito. Ricordate che il mio animale preferito è Rio. Ok, è Rio, avete ragione. Scusa, Foxy, non volevo offenderti, Rio. Il cane. Vediamo un po', magari lui. 3 cose che guardi in una donna o in un uomo? Ovviamente le testimonianze che ha in vita, cioè se ha se è intelligente, avete capito insomma. E poi anche gli occhi li guardo. La gentilezza e la gentilezza. In una donna io guardo i capelli, gli occhi, il cuore. Sono molto sentimentale. Hai mai detto una bugia? Ma Marco, che domande! È ovvio che ho detto una bugia, cioè chi non ha mai detto una bugia? No, mai. Ti direi che non l'ho detta, però direi una bugia. Ti sei mai innamorato? No. Mai in vita mia. In realtà della poliziotta del quartiere, ma non ditelo! No, di nessuno. No. Sono innamorato della poliziotta del quartiere, ma non ditelo a Grecia! Di chi sei innamorato tu? Mia nonna! Ok, me ne posso andare.
Il tuo sogno più grande? Ragazzi, il mio sogno più grande è vivere a New York City! Combattere tutti i crimini. Il mio sogno più grande è fidanzarmi con... No, non ve lo dico perché sennò mi picchiano. Sarà meglio! Sì, sarà meglio. Dai uno schiaffo a uno e un bacio all'altro. Oh certo, vado subito. Ti prego, fa che sia un bacio, ti prego. Allora, per te un bel... Aia! Mannaggia! Ah, quindi Foxy si prenderà il bacio. E invece per te un bel bacio. Alzate l'ascella per vedere chi ha più peli. Io ammetto però, insomma, ok, lo faccio. Va bene adesso? Oh, un po' di peli. Non si chiede questa cosa è una donna. Ecco a voi, aspetta. È un po' difficile da levare l'ascella. Vedi che l'ascella non il piede, imbecille! L'ho dimenticata a casa. Allora, poliziotta, questa domanda la faccio solo a te. Se ti dicessi rosso e blu, a cosa penseresti? Io rosso e blu, gli amici Crazy Foxy. Chi è lo youtuber più bravo? Ovviamente io! No, sarò io lo youtuber più bravo, Non l'ho manco toccato. Ah, giusto, non mi ha toccato. Vabbè, non si sa. La youtuber più brava sono io. Lo youtuber più bravo sono io. Non ci crede nessuno. Chi è il più bello? Ragazzi, ma che domande! Rio, ovviamente! Io. Modestamente. E la poliziotta del quartiere. Hai un animale domestico? Ma certo che sì! Rio, vieni! Come stai? È carino, vero? Si chiama Rio! Al canale. È il mio pappagallo e mi dice di iscrivermi al canale, ragazzi! Fatelo tutti, è importante! Ovvio, i gemelli fuffi. Sì, ho un animale domestico ed è Carlo. Vieni Carlo. Ehi, Foxy, non pensare che io venga da te! Ah! Scusa. Chi è il più bravo a braccio di ferro? Ci siamo! Ci siamo! 3, 2, 1, via! Hai imparato! Cosa? Io ho imparato? Non è vero! Chiediamola alla poliziotta se è così. Va bene, chiediamolo alla poliziotta se è così. Ha vinto Foxy. Sì, ho vinto io. Come ha vinto Foxy? Ma... vabbè. Ok, ha vinto Foxy. Sì. Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Fate il vostro saluto finale a tutta la Mad Family. Dal matto della Mad Family può essere anche tutto. Io vi ringrazio per essere stati qua. E che dire? Yeah! Basta. Ok, ciao. Ciao dalla poliziotta del quartiere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Buona questa caramella. Riguardante quello che vi ho detto prima, non dite niente a Crazy Foxy che non sono una vera poliziotta. Vedi che ti abbiamo sentito! Scherzavo!